Ci troviamo qui dopo quel famoso 26 gennaio, che credo tutti ricordiate, dove abbiamo cambiato radicalmente il movimento, l'abbiamo trasformato e abbiamo dato un corso nuovo, un movimento che adesso è orizzontale, e difatti ricordate che Indipendenza Veneta siamo tutti noi, e questo è importante. Se abbiamo fatto quello che abbiamo fatto l'anno scorso e abbiamo ottenuto dei successi straordinari, l'abbiamo fatto proprio perché teniamo all'unità del movimento, che deve essere sacrosanta, senza rischiare di essere blasfemo, però ricordatevi che questa è la cosa essenziale che deve uscire anche da questo congresso. Su 226 ex consiglieri e consiglieri regionali veneti, l'unico che non ha richiesto il vitalizio è un certo Alessio Morosi. Partecipare o non partecipare alle elezioni regionali non l'ha scelto il sottoscritto o Alessio Morosi o qualcuno del Consiglio Direttivo Nazionale, e vi assicuro che io non ci ho dormito un mese su questa scelta, e non è una scelta giusta o sbagliata, è una scelta democratica, e noi rispettiamo, io come primo consigliere devo garantire e rispettare la democrazia del movimento, che era il 50% più 1. Le aree hanno tracciato un proprio orientamento che era di circa 2/3, perché noi abbiamo un solo punto di programma, sia ben chiaro, abbiamo i 20 punti che hanno citato noi, ed è indipendenza, punto fermo, lì, basta. Non faremo altre digressioni da qualche altra parte, non ci interessa andare a governare il Veneto, penso lo sappiate meglio di me. Dunque, perché partecipare? Ve lo riassumo in questa frase, che è di Martin Luther King, che è una frase che a me è molto cara e che ha sempre segnato il mio percorso e la mia partecipazione a questa nostra avventura. Arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è sicura, che non è né sicura, né conveniente, né popolare, ma bisogna prenderla perché è giusta. Io credo che in questo momento qua sia giusto partecipare alle elezioni regionali, come vi ho detto, perché non possiamo assolutamente lasciare a questi politici, a questa gente, che io faccio anche fatica a definire politici, non possiamo lasciare ancora nelle mani di queste persone che ci hanno illuso per così tanti anni un progetto così importante. Il movimento ha fatto dal 26 gennaio del 2014 ad oggi un percorso straordinario. Oggi siamo a segnare un momento di decisioni che credo non siano di poca rilevanza. Io spero che voi tutti abbiate partecipato in quest'ultimo periodo e comunque nell'anno che è trascorso alle attività, alle copiose, molteplici attività del movimento, che hanno coinvolto, credo, più di centinaia di migliaia di cittadini, e quindi ci ha consentito di far conoscere qual è l'azione che è stata intrapresa dall'Indipendenza Veneta, qual è l'obiettivo che l'Indipendenza Veneta si è data. Questo movimento che oggi è unanimemente riconosciuto e apprezzato per la sua credibilità, e la credibilità di ognuno di voi, di ognuno di noi e dell'intero movimento unitariamente considerato. Credetemi, questo è un valore di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi. Grazie a un consiglio direttivo che si è dimostrato all'altezza dell'impegnativo ruolo che gli è stato affidato, grazie al lavoro di ognuno di voi, ripeto, ma consentitemi un grazie particolare a una persona che in questo anno ho avuto quotidianamente modo di sentire, con la quale mi sono confrontato.
e vi posso dire che ho scoperto, oltre che un amico, ho scoperto una persona che ha, credo, l'animo migliore che si poteva avere per l'indipendenza veneta. Fatevi un applauso a Michele Paolo. Questo segno di riconoscenza che voi avete dimostrato se lo merita tutto, perché è vero che un movimento come il nostro segna la propria storia con delle scelte, delle azioni, dei comportamenti politici, però poi sono gli uomini che rappresentano questo momento. E voi l'anno scorso, tutti insieme noi, abbiamo scelto una figura straordinaria. E questo mi dà molta gioia, perché ha fatto tutto quello che ha fatto insieme a tutti noi con grande umiltà, ma anche con grande determinazione. E questo è un valore ulteriore che noi in questo momento possiamo spendere all'esterno. Ma veniamo al momento politico, perché è chiaro che quello che è accaduto quest'anno ci ha fatto apprezzare l'esterno, ci ha fatto assumere una visibilità e una credibilità, come dicevo, straordinaria, ma ci impone oggi di assumere delle scelte che potrebbero essere anche non le migliori scelte che noi possiamo fare, però con la credibilità e l'onestà con la quale abbiamo condotto questo anno insieme, io credo che oggi siamo in grado sicuramente di ratificare e di pervenire alla scelta migliore per l'indipendenza, non per l'indipendenza veneta. Guardate cosa vi dico, per l'indipendenza, perché il nostro obiettivo non è quello di tenere alto il livello di credibilità o solo il livello di credibilità del movimento, ma di fare la scelta giusta perché il Veneto, i veneti, il nostro popolo possa pervenire, possa arrivare all'agognato obiettivo dell'indipendenza nei tempi più brevi e con la massima adesione possibile che noi dobbiamo stimolare e raccogliere tra la nostra gente. È un compito arduo, immane. Noi non siamo una conventicola di esaltati, come dicevo l'ultima volta nel bellissimo incontro di Treviso, solo 10 giorni fa. Siamo persone che hanno una visione alta, una visione importante, che hanno centrato e individuato un obiettivo, che non lo molleranno mai, che non lo baratteranno mai, che comunque si scelga in relazione alla scadenza delle elezioni cosiddette regionali, che per noi sono il momento costituente e costitutivo della nuova Repubblica Veneta, il nostro obiettivo non può, non deve cambiare. È per questo che siamo diventati forti, è per questo che oggi siamo sereni, tranquilli, nel momento in cui ci apprestiamo a fare delle scelte che riguardano quella scadenza. Perché siamo forti? Perché siamo sereni? Siamo forti perché abbiamo maturato nel tempo questo passaggio, siamo sereni perché non possiamo sbagliare. Se è vero come è vero che il nostro unico obiettivo, come diceva Michele, come stiamo dicendo negli incontri pubblici, non è quello che qualcuno chiama programma di governo della regione. Già la parola regione mi dà una forma di ostilità. Evitate di parlare anche della legge 16 come della legge regionale del Veneto. La legge 16 è la legge del Veneto che vuole diventare indipendente. Togliamo questo aggettivo, questa qualificazione, usiamolo il meno possibile sia nella comunicazione verbale che nella comunicazione scritta. Usiamo la parola Veneto, la legge 16 del Veneto, non la legge regionale. Le elezioni stesse non sono elezioni regionali per noi, sono elezioni venete costituenti, elezioni che hanno un'importanza straordinaria, per cui rispetto a queste elezioni dobbiamo assumere una decisione che sia idonea a spingerci verso l'indipendenza in tempi brevi, per via istituzionale come l'abbiamo delineato, senza pericolo di essere intruppati in una scelta governativa del Veneto.
Assolutamente no. Questo è un punto fondamentale. Badate che nei primi incontri che sono stati fatti dopo le decisioni delle aree, la questione non è stata facile da comunicare. Io mi auguro che sia stata da voi ben percepita. La scelta è delicatissima, ma la scelta comunque è qualificata dal fatto che sia prima della scadenza del 17 maggio, se si voterà il 17 maggio, sia dopo, il punto fermo che abbiamo noi è quello dell'indipendenza. Non ce ne sono altri. Non abbiamo un programma, non c'è un programma di governo del Veneto, c'è un programma di costituzione della nuova Repubblica Veneta. E quindi questo punto, se lo facciamo nostro, comunque si decida, è un punto che ci consente di dare un traguardo che va al di là del 17 maggio, di dare un traguardo che ci mantiene alta la credibilità, che non ci fa sbagliare nelle scelte che fossero anche ai noi di alleanze o di altra misura che la situazione impone. Dobbiamo avere il coraggio di essere compatti e uniti, perché questo è un valore che ci dà ulteriore credibilità. Vedete, lo diceva Michele, io ne sono convintissimo, la democrazia non è un fatto qualitativo. Sembra strano, non lo è mai stato. La democrazia è uno strumento che vale, si impone per la quantità. Uno in più del 50% decide anche per gli altri 49 che non vogliono. Questo è un fatto di serietà. È una scelta difficilissima questa, una scelta di sofferenza, però una scelta che bisogna fare. Anzi, io dico fin d'ora, l'ho detto e oggi lo chiederò che sia votata, se viene ratificata la scelta di partecipare alle elezioni, io dico che chiedo che questa assemblea, che ha la rappresentanza di un movimento molto più ampio, perché come sapete sono migliaia coloro i quali si sono iscritti in quest'ultimo anno, questa assemblea dia delega al consiglio direttivo, che rappresenta tutti i soci, di poter anche decidere all'ultimo minuto, dopo la scelta di partecipazione, di non partecipare alle elezioni, perché può accadere, sta accadendo, non è escluso che accada, che uno scenario si rompa improvvisamente. Vedete com'è la compagine dei duellanti che sono già sulla scena delle regionali. C'è Zaia che è temebondo, non sa da che parte girarsi all'interno del suo partito. All'interno della coalizione pare che non ci sia neanche più un dialogo o non ci sia la coalizione. Dall'altra parte la candidata del centro-sinistra, la Moretti, è una candidata debole, è una candidata che non rappresenta il Veneto, è una candidata scelta da Roma, tant'è vero che la vera candidata che loro avevano per il Veneto era Simonetta Rovinato e l'hanno falciata con la finta azione democratica. Problema loro, però problema che riguarda anche i veneti che vengono coinvolti in questo passaggio elettorale. Difficilissimo. Poi abbiamo sulla scena il Movimento 5 Stelle, movimento che ha toccato temi anche a noi cari, che ha condiviso con noi la questione del diritto di voto, che però, come vedete, come vediamo, un anno fa era presente tutti i sabati, tutte le domeniche e i giorni di mercato nelle piazze del Veneto. Oggi la base non c'è più nelle piazze del Veneto. Vedete in quanto poco tempo si può perdere il seguito dei cittadini. Probabilmente il loro leader carismatico, perché è un uomo di teatro, un uomo di comunicazione, riuscirà a tenere alto un certo consenso, probabilmente più basso delle ultime elezioni che hanno visto impegnato il movimento per le europee, però comunque sulla scena del Veneto. E noi dobbiamo parlare anche a quelle persone. Tra l'altro, come sapete, chi non lo sa, lo diciamo adesso, noi abbiamo fatto, c'è anche là uno striscione di democrazia diretta, punto fermo, perché oltre allo slogan indipendenza, punto fermo, abbiamo democrazia diretta, punto fermo. Che cosa vuol dire democrazia diretta, punto fermo? Vuol dire fare un passo indietro sul tema dell'indipendenza, non per rinunciare all'indipendenza, ma per porre prima della scelta sull'indipendenza il diritto di poter scegliere, il diritto democratico a manifestare il nostro pensiero. L'articolo 21 della Costituzione italiana, non della nostra, della loro Costituzione, e loro con la loro Costituzione vorrebbero impedirci di esercitare un diritto, e su questo versante siamo molto forti.
Tant'è vero che sono partite diverse iniziative. Una, quella che avrà lunedì 23 di febbraio, quindi tra 2 settimane, un suo incontro, un suo convegno a Castelfranco presso l'Hotel Fior, cui siete tutti invitati a partecipare, dove noi avremo come ospite, anzi l'abbiamo fatta assieme per dare maggior valore, sulla questione del diritto di voto, avremo come ospite il candidato di 5 Stelle Jacopo Berti. E quella proposta la lanceremo in una conferenza stampa anche agli altri candidati presidenti, che non accetteranno, io faccio il profeta fin d'ora, non accetteranno, la lanceremo a Zaia, la lanceremo alla Moretti, la lanceremo a chi eventualmente si presenterà ancora sulla scena. Non la accetteranno perché è una sfida per loro pericolosa, e noi su questo cavalcheremo un'idea che tutti dovrebbero condividere, che voi, ognuno di noi, deve spendere nei contatti personali, nelle piazze, nei gazebo, negli incontri pubblici. L'indipendenza, prima che un nostro obiettivo, è un diritto che dobbiamo difendere tutti insieme. Badate che vi crollano davanti, non hanno argomentazioni, possono tutt'al più sviare la tematica che noi gli poniamo. Quindi è un argomento di forza che irrobustisce la nostra credibilità, la nostra immagine, sulla quale noi dobbiamo cavalcare, perché siamo sul solco di quella legalità che abbiamo sempre difeso. Questo è un punto importante. L'altra azione che abbiamo promosso, sempre esaltando la questione del diritto di voto, qual è? Quella che abbiamo lanciato a Treviso in una affollatissima assemblea pubblica organizzata dagli amici di Treviso, che meritano un tributo di applauso. Fatelo a Silvia, a Giorgio, a tutta la squadra. Chi non è venuto, e mi dispiace che loro non abbiano potuto entrare, ha perso veramente una serata straordinaria. Avevamo su circa 600 persone, oltre un centinaio di importanti imprenditori del trevigiano e non solo. Abbiamo avuto ospiti il presidente della Industria di Venezia, Ivan Palasco, che ha fatto un intervento applauditissimo. Abbiamo avuto come ospite Andrea Tomatta, ex presidente di Confindustria del Veneto, è sceso di un venerdì sera le scale dell'Hotel Maggior Consiglio per sentire, è stato in piedi 2 ore e mezza per sentire Indipendenza Veneta e per portare il suo saluto imbarazzato, chi c'era lo ha percepito, dopo aver sentito contenuti, dopo aver sentito pensiero, dopo aver sentito che c'è calore, come ha detto lui. Sento la vostra passione, ho capito il vostro pensiero, magari ha difficoltà a condividerlo, ma non lo potrà più ignorare. Questo è un punto importante, non lo può ignorare. Quindi abbiamo aperto un dialogo col mondo dell'impresa, col mondo del lavoro, con serietà. Gli abbiamo spiegato cos'è la via istituzionale. Non siamo la baracca che fa la dichiarazione unilaterale di indipendenza in piazza improvvisando. Noi la faremo quando avremo tutte le istituzioni di uno Stato, di una Repubblica dietro di noi, con milioni di persone. Tarderemo una settimana, un mese, anche un anno, io spero di no, ma quando la faremo sarà una cosa che il mondo intero dovrà rispettare. Mai essere derisi quando si lancia un messaggio così importante. E dicevo, quindi l'altra azione che abbiamo promosso a Treviso, l'AMI Veneto. Io spero che voi qui sappiate tutti cos'è AMI Veneto. L'AMI è l'acronimo di Assemblea delle Municipalità sul diritto di voto per l'indipendenza, sul quesito dell'indipendenza. Questo è l'AMI Veneto, è un'assemblea che noi abbiamo proposto ai sindaci e tra questi c'è stato l'accoglimento immediato di una decina di sindaci. Anzi, vi do una notizia che è arrivata pochi minuti fa: il consiglio comunale di Castello di Godero ha già votato la delibera e ha quindi aperto la strada sulla quale anche il sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Smuschi, farà i prossimi giorni la convocazione del suo consiglio. Poi c'è Segusino, poi c'è almeno una decina di comuni che
approveranno la delibera che noi abbiamo messo a disposizione loro in bozzo. Tra l'altro la cosa interessante è che il Comune di Castello di Bodego, nell'adottare la delibera, utilizzando il proprio regolamento consigliare, ha dichiarato la legge, la delibera immediatamente esecutiva. Non vogliono perdere tempo. Vedete che bravi che sono i nostri sindaci, che hanno capito, si sono affiancati all'indipendenza veneta, e io credo saranno molto più numerosi di quelli che già in modo impegnato hanno votato l'ordine del giorno a sostegno della legge 342. Perché il Consiglio regionale, vedete, questa giunta regionale ha dimostrato che, nonostante gli abbiamo messo tra le mani uno strumento legislativo sostenuto da 182 consigli comunali, sostenuto da 4 province che rappresentano più di 3,5 milioni di cittadini, nonostante il nostro aiuto tecnico, il sostegno politico, le 100.000 firme che gli abbiamo portato, ha lasciato questo strumento inattuato, non adottando le delibere che la legge 16 imponeva. E quindi, se qualcuno pensa di ritornare nel prossimo consiglio, che si chiama Consiglio regionale, che io chiamo Parlamento Veneto, per rifare la stessa melina, ha sbagliato completamente la strada. Non lo possiamo permettere a nessuno. Ed è ragionando su questo passaggio, che è un passaggio politico, che noi dobbiamo avere la responsabilità di fare le scelte giuste, anche ingoiando dei bocconi amari, molto indigesti. Io per primo non riesco a digerirli, ho uno stomaco difficilissimo perché sono vegetariano, i miei amici lo sanno, e bevo solo acqua tendenzialmente. Quindi mi dà fastidio dover pensare ad arrivare a scelte di compromesso, ma se serve per l'indipendenza sarò il primo a sollecitarle e a sostenerle, perché o abbiamo una visione oppure siamo degli idealisti, e prima o poi il fuoco dell'ideale, se non tocca dei risultati, rischia di spegnersi. Questo io voglio che abbia come davanti a sé Indipendenza Veneta. L'obiettivo prima di tutto, pronti a mandare dei bocconi amari anche nel nostro stomaco in questa fase, per ottenere un risultato migliore, per accelerare il percorso dell'indipendenza, per dare concretezza a quello che stiamo dicendo in questi anni di lavoro durissimo sul territorio. E credetemi, sposare queste scelte unitamente alla credibilità non vuol dire sminuire la credibilità, è un fatto di comunicazione. Chi si lamenta o mugugna vuol dire che non è riuscito a elaborare lui il concetto. La politica è fatta di atti di responsabilità, questo è un atto di responsabilità enorme, straordinario, difficile. Facciamo degli scenari, se mi è consentito poi mi fermo, ma credo che sia importante per il dibattito. Si sceglie di stare fuori, di tenere alto il dibattito sull'indipendenza. Qualcuno dice, abbiamo fatto approvare la legge 16 e non avevamo nessun consigliere. È vero, abbiamo ottenuto 182 consigli comunali e 4 consigli provinciali. È vero, però non siamo riusciti a far sì che la giunta regionale si sentisse obbligata ad attuare le delibere che la legge stessa prevede. Allora ragioniamoci un attimo, con molto realismo. L'altra alternativa è presentarsi a queste elezioni per il rinnovo, io direi per la elezione del Parlamento Veneto Costituente. Chi si presenta alle elezioni potremmo farlo in tanti modi. Poniamo che ci presentiamo da soli, sarebbe l'ideale. Io posso dirvi che ho ricevuto in questi giorni, come Michele, come altri, diversi messaggi sul telefonino o la mail che dicono bisogna correre da soli. Bisogna correre da soli. Sì. Ma secondo voi, dei 5 milioni di veneti, tra i quali vi sono i 3.800.000 elettori, quanti conoscono bene, sufficientemente bene il nostro progetto? Quelli che ci conoscono ci attribuiscono credibilità, affidabilità, serietà, e quindi probabilmente ci danno attenzione, ma la stragrande maggioranza non ci conosce. La stragrande maggioranza non ci conosce.
ci mancano i mezzi. Zaia e la Moretti, stavo dicendo Minetti ma non è molto diverso, Zaia e la Moretti godono ancora del finanziamento pubblico dei partiti. Con quelli ci stanno facendo concorrenza gravemente sleale. Non hanno progetti, dicono la stessa cosa, ricordatevelo quando siete in giro con la gente, quando comunicate. Non c'è, guardate cosa dico, che poi magari saremo costretti a boccone amaro, non è che sono sprovveduto. Non c'è nessuna differenza tra il programma che abbiamo visto delineato, tratteggiato da Zaia e quello delineato e tratteggiato da Moretti. Nessuna differenza, nessuna. Giocano la partita, si potrebbe dire in ambrosiana, no? Sulla stessa porta, con gli stessi argomenti, perché sono entrambi, e non ce n'è dubbio, anche la Lega l'ha dimostrato, se qualcuno ancora ci credeva, partiti del sistema, partiti italiani, partiti che guardano a Roma. Anzi, la Lega ha un aggravante, che è pronta a giocarsi la partita del Veneto, quindi di spendere e rischiare anche un candidato presidente pur di elevare un valore di unitario consenso alla Lega stessa, anche al sud, al centro e ovviamente al nord, e presentarsi quale candidata di un nuovo centrodestra, vista la deflagrazione che c'è stata di Forza Italia e delle sue componenti. Quindi è peggio ancora. Zaia e Moretti parlano di autonomia, anche in via confidenziale ce l'ha detto 1000 volte, lo dice Zaia, non sente l'indipendenza. Se l'avesse minimamente sentita, dopo che gli abbiamo messo a disposizione la legge, che giorno prima, l'11, quante volte ve l'ho detto, c'erano i testimoni, i giornalisti, ha detto Morosino rompere che non ci sono i numeri il giorno 11 di giugno, e il giorno dopo è passata con i numeri che noi gli avevamo detto che c'erano a disposizione. Luca, dico, da 29 a 31. Sapete con quanti voti è stata passata la legge 16? 30 voti. Centrato in pieno, contattato, e lui che era il presidente della giunta non l'ha fatto. Come non ha avuto il coraggio di fare quello che abbiamo fatto noi come indipendenza, portando la nostra immagine, la nostra credibilità, la nostra forza di pensiero e di progetto in collegamento con i catalani, con Alex Salmon. Ha incontrato solo me l'anno scorso quando c'è stata, è stata una gioia immensa. Oppure il 9 di novembre con Artur Mas, doveva andarci Luca Zaia a quegli incontri se avesse avuto minimamente la responsabilità di gestire. A rappresentare bene, non io, a nome di un movimento di cui sono orgoglioso di appartenere, come ognuno di voi deve essere orgoglioso di appartenere, che rappresenta alcune migliaia di iscritti. Questa è la realtà nella quale ci muoviamo. Ma non è che possiamo costruirla noi la realtà, ci possiamo muovere in quella realtà per costruire quella nuova. Noi sappiamo qual è la realtà alla quale miriamo, quello è il punto. Non è che ci muoviamo a caso e poi vediamo, no, no e no, noi sappiamo dopo. E quindi in previsione della scadenza del 17 maggio un obiettivo è unico, non abbiamo un programma di governo, indipendenza punto fermo, vuol dire lavorare perché la legge 16 abbia attuazione. Se il 28 di aprile in Corte Costituzionale, come quasi certo, io non ho nessuna speranza, anche se abbiamo scelte poi ulteriori da fare sul piano giudiziario e sul piano politico, venisse bocciata, l'obiettivo non cambia. Bisogna essere protagonisti nel nuovo Parlamento regionale, come si dice taluni, io dico Parlamento Veneto, per far sì che quella legge venga riapprovata immediatamente alla prima seduta, al primo punto dell'ordine del giorno, perché è un atto di forza politica contro questa Italia di malfattori, di personaggi che ostacolano il diritto, e sia votata immediatamente con almeno una modifica, il ripristino di quell'articolo sulla spesa della legge che avevo scritto personalmente di pugno, perché nei 6, l'abbiamo scritta in 6,
in serie ci eravamo dimenticati dell'articolo sulla spesa. Cosa spesa? Dico, bisogna metterlo, se no una legge non può essere neanche discussa. Quello sulla spesa, che avevo previsto che dovesse essere aperto un nuovo capitolo di spesa nel bilancio regionale che diceva recupero del residuo fiscale del Veneto, dei 20.000 milioni di euro. Non parlate più di 20 miliardi, perché la gente non capisce, non va al supermercato con i miliardi. Col milione forse qualcosa ci senti, se a caso vai a 200.000 euro, 4 case, c'è 1 milione. 20.000 milioni, quante case sono che lo Stato ci ruba ogni anno? Quindi se abbiamo un residuo fiscale di 20.000 milioni di euro, roba pazzesca, non possiamo fare un capitolo di spesa come avevamo fatto noi per spendere 4 milioni dei 20.000 milioni di euro. 4 sono 6 ore di quello che paghiamo noi in più allo Stato di tasse, 6 ore. E quindi la legge deve essere riapprovata immediatamente con questa modifica e portata al voto immediatamente. Allora, se l'obiettivo è questo, ne abbiamo uno solo, perché se il movimento corre alle elezioni non avremo un programma. Andiamo a casa quando sei cocco e tutto, diciamo noi, non servono 5 anni, basta un anno e mezzo per fare questo obiettivo. Quindi legislatura a termine se si fa l'accordo, o passa così o a casa tutti quanti, e credetemi, quando si tratta di andare a casa vengono fuori sensibilità straordinarie. Allora, io credo che bisogna avere la forza delle idee e la responsabilità di un compromesso malsano. Ricordatevi questa espressione. La responsabilità di un compromesso malsano. Io credo sia un compromesso malsano fare quello che vi ho detto, indigesto. Tra l'altro, ve lo posso garantire, già adesso hanno paura di raffrontarsi con noi. E quindi noi non abbiamo chiesto nulla, non chiederemo nulla. Ci presenteremo con le nostre idee fino all'ultimo momento, credo, da soli. Ci verranno a bussare gli ultimi giorni, quando vedono che avremo preparato tutto quanto per correre da soli, per diventare decisivi, per farli perdere se non per farli vincere. E sapete quanta sensibilità hanno su questo argomento? Solo quello, non c'è nient'altro. Non hanno un progetto di cambiamento, l'indipendenza non la sentono, l'hanno subita la legge 16. E quindi noi dobbiamo essere così attenti, così responsabili, così abili, così elastici a fare, visto che abbiamo un movimento che ha un solo punto, fare della nostra strategia l'uso migliore che il momento ci consente. Quindi io propongo, se anche si corre, alla fine si abbia la possibilità da parte del Consiglio direttivo, quindi del Consiglio che ha dall'ente, dall'organismo che ha la responsabilità ultima delle decisioni, in base a quello che anche il Congresso decide, di poter scegliere di non partecipare nonostante la lista sia già presentata. È un'azione estrema, però un senso di sfida, di coraggio, di forza. Dobbiamo mettere davanti a noi anche questa possibilità estrema, perché dà un senso di forza. Li terrorizza il fatto che ci siano delle persone, un gruppo così rappresentativo importante, una squadra, un movimento che ha saputo dare in un anno un esempio di coerenza, di credibilità, di forza e di capillarietà sul territorio. Una nota finale che è importante. Voi sapete che c'è ancora una serie di raggruppamenti in giro che si ispirano o dichiarano di ispirarsi all'indipendenza. Beh, posso dirvi, senza per questo travalicare quelli che sono i doveri di riservatezza quando si parla con le persone, ma il Congresso è l'organo sovrano, quindi l'organo che decide e deve sapere tutto, e siamo stati contattati in queste ultime settimane da una serie di personaggi che evidentemente hanno capito che Indipendenza Veneta ha tracciato la strada giusta. E abbiamo avuti come interlocutori, riconoscono la forza del nostro progetto
progetto, la chiarezza della visione, sono pronti ad affiancarsi a noi e quindi siamo ormai l'unico movimento che sta dettando le regole e il percorso per l'indipendenza. Non dobbiamo aver paura. Io so che taluno di voi con molta saggezza ha evidenziato le difficoltà di avere a fianco certi personaggi. È vero anche questo. Però chi si affianca a noi, si mette dietro di noi, sale sul carro di Indipendenza Veneta, deve accettare il progetto, il percorso, la strategia, le regole che noi abbiamo delineato, altrimenti non può entrare con noi. Io credo, spero, nonostante, ripeto, non sia per me oggi un giorno facile per parlare, che queste poche cose che vi ho detto siano percepite nella loro giusta dimensione. Comunicare non è facile, come dicono gli esperti, tu pensi di comunicare un messaggio e se va bene, nella migliore delle ipotesi, il messaggio viene correttamente percepito dal 30% del suo contenuto. Quindi è molto probabile che in questa mia dissertazione di pochi minuti non sia stato sufficientemente chiaro. E allora, per recuperare quegli spazi di incertezza, dico a chi ha dubbi intanto di intervenire nel dibattito, ma di intervenire con uno spirito di buona fede, anche lui, come c'è la buona fede in tutto il Consiglio direttivo, che è da un mese e mezzo che assieme alle aree discute di questo tema. E non è stato facile, non è facile, mi rendo conto. Capisca anche che la politica ha bisogno di strategie e di tattiche che a volte paiono confliggere con quelli che sono i valori della nostra credibilità. Io credo che avendo un solo obiettivo, la credibilità non viene sminuita. Avendo un solo obiettivo, la gente non può sbagliare nel guardare Indipendenza Veneta. Non può sbagliare. Il problema è la comunicazione, questo è il nostro punto debole. La comunicazione, quella che nell'incontro diretto, come potete constatare, come ognuno di voi ha constatato, è produttiva di risultati quando la gente sente da noi, dalla nostra viva voce, qual è il pensiero, qual è l'animo, qual è l'impegno, la passione, la visione, la serietà del progetto. E chi non ha la fortuna, non ha l'opportunità di incontrarci, a volte ci infilava in passato come un altro fuoco di paglia di quelli che abbiamo visto negli ultimi 2 anni. Non è così, non è per arroganza, non è per presunzione, non è perché stiamo sognando. Sappiamo che stiamo toccando una montagna, vogliamo spostare una montagna con le mani. Sappiamo che è una montagna, sappiamo che abbiamo solo le mani, ma la nostra intelligenza, la nostra costanza ci fa essere formiche che riescono a scrollare, a sbriciolare questa montagna, che poi in fondo è una montagna che non ha nessuna consistenza, perché l'Italia si vede ogni giorno di più che è una realtà ormai fallita e irrecuperabile. E quindi pensare di realizzare l'indipendenza non è un sogno di avventurieri, non è una fantasia ulteriore, ma un atto di serietà, un dovere e un diritto di cui dobbiamo essere orgogliosi di aver individuato la strada per realizzarlo. Questo è quello che io volevo comunicare. Io mi auguro che la scelta di questo congresso, che ha la responsabilità delle migliaia di persone che non sono venute, voi siete praticamente dei delegati, perché dal momento in cui il movimento è ripartito l'anno scorso, solo quelli che erano iscritti a suo tempo possono votare, altri non sono venuti, ma il movimento ha molte migliaia di iscritti, ha persone che guarderanno alle scelte che facciamo noi oggi con molta attenzione. Credetemi, è un valore, e chiudo, è un valore salvare l'unità del movimento.